Fette di patate di nonno Vincenzino, le volete fare anche voi? Piate carta e penna e venite a pensare a me. 1 chilo di farina, 1 chilo di patate, 6 uova, un bicchiere di latte, un bicchiere di zucchero, 12 grammi di lievito di birra fresco, un cucchiaino di sale e questa è la mia emulsione d'arancia. Se voi non la tenete ci mettete un po' di arancia grattugiata. Ecco qua. Iniziamo con il sale, le uova, l'emulsione d'arancia, lo zucchero, il lievito sbriciolato e il latte e iniziamo a impastare piano piano. Ecco. Quando l'impasto, vedete, raggiunge questa consistenza, aggiungiamo 100 g di burro morbido e continuiamo a impastare fino a che non formiamo una bella pancella. Mi raccomando, lavoratelo bene. Eccola qua ragazzi, siamo pronti. Adesso prendete una bilancia e fate delle palline da 100 grammi e le mettete a riposare in una tavola. Io non ho fatto la forma della graffetta, lo facciamo perché dopo ci fidiamo il dito dentro qua, facciamo il buchetto e le friggiamo. Semplice e veloce. Adesso devono riposare fino al raddoppio del volume. Il profumo fortissimo di vanillina che si sentiva nell'aria, sapete dove si metteva? Nell'olio, per far profumare l'olio. Ecco qua, come vi ho detto prima, non tutte le ciambelle riescono col buco, ma a me un poco di buco mi è riuscito. Ragazzi, ecco qua, vedete sempre zucchero e ci ho mischiato anche qualche bustina di vanillina. Prendete, prendete. Possiamo? Dobbiamo. L'ho portata alle Dellandia oggi. A Luna Park. Così sembra che deve stare dietro. Mamma mia. Bayer. Signora Mari, già si sente, sono morbidissime. Oh mamma mia. Una nuvola. Sempre come? Così, signora Mari, buona. Numero 1. Numero 1. Sempre il numero 1. Grazie.